L'anno 2023 ci sta lasciando. È stato un anno straordinario. Il 31 marzo di quest'anno Agrigento è stata proclamata capitale italiana della cultura 2025, un treno che non passerà mai più per la nostra città. Siamo stati bravi tutti insieme a raggiungere questo obiettivo, questa opportunità. La regione siciliana ci ha anche voluto premiare perché ha vinto l'intera Sicilia, ci darà un contributo di 10 milioni di euro in 2 tranche. Sempre nel 2023 molti lavori sono stati finanziati, iniziati, qualcuno già in fase di completamento. Ricordo anche l'affidamento dei lavori per la rete idrica della città di Agrigento. Si perde tuttora il 58% di acqua nel sottosuolo, finalmente questo sarà eliminato. Per quanto riguarda il piano regolatore generale, abbiamo iniziato quell'iter burocratico per sbloccarlo, decenni di inerzia. Uno degli atti fondamentali è stato quello proprio nel mese di maggio, con delibera della Giunta Comunale, abbiamo approvato i piani attuativi della zona C4. Finalmente quei terreni che erano virtualmente edificabili saranno sbloccati. Altro risultato raggiunto è quello della definizione dei confini nelle zone bianche tra Aragona, Favara e Agrigento. Finalmente molti imprenditori potranno accedere ai finanziamenti per le loro opere. Ieri, il 29 dicembre, in Consiglio Comunale abbiamo approvato il bilancio di previsione 23-25 e colgo l'occasione per ringraziare l'intero Consiglio Comunale per la maturità dimostrata. Questo ci permetterà di aumentare le ore al personale da 28 ore a 34 ore, diamo quindi dignità ai lavoratori del nostro comune. Questo potrà anche permettere di conferire il fondo di dotazione alla Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, permetterà anche che Agrigento, il comune di Agrigento, possa far parte di quel comitato promotore per l'aeroporto di Agrigento, opera fondamentale, infrastrutturale importantissima per il nostro territorio. A tal proposito voglio ricordare che io come cittadino e non come sindaco già ne faccio parte. A breve, avendo approvato appunto il bilancio, anche la città di Agrigento ne potrà far parte. Pertanto voglio augurare a tutti i miei concittadini un buon anno, un anno di serenità, di pace, e finalmente tolgo io una parola all'augurio tradizionale. Di solito si dice speriamo che l'anno che verrà sarà migliore, lo speriamo, lo togliamo, l'anno che verrà sarà sicuramente migliore per tutto quello che noi abbiamo fatto, abbiamo preparato e per quello che ci sarà, perché la preparazione di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, già è pronta e finalmente Agrigento potrà godere di tutti quei benefici che questa opportunità, questo obiettivo prevedono.